Serie B-Win. Appassionati. Amici della Serie B-Win, un saluto da parte di Alessandro Lettieri. 41esima giornata del campionato cadetto, -1 alla fine. La Regina ospita al Granillo il Grosseto, squadra già retrocessa ma che ha già dimostrato, soprattutto con il 2-2 di Varese, di non voler regalare punti a nessuno. Parte Barilla, è basso il pallone, insidioso, anche se è un po' troppo lento. L'idea non era male. Attenzione, tiro da fuori, palla che esce non di molto alla destra di Lanni, improvvisa la conclusione dai 30 metri da parte di Barilla. Intanto seguiamo l'azione del Grosseto, palla buona per Koulibaly, il sinistro incrociato di Michele. Nuovamente Barilla cerca di accentrarsi, può calciare da quella posizione, decide di scaricare per Etemai, poi dietro Rizzato, il mancino, la gran parata di Lanni. Barilla, palla è buona per Gerardi che può calciare con il destro, palla che finisce non di molto fuori. Pallone dentro, interessante, Barilla in qualche modo, poi esce il portiere e poi il sinistro da 2 passi, sbagliato da Piovaccari. Intanto Sommi, il pallone centrale, Piovaccari, il sinistro d'esterno da parte di Calderoni. Complicato ma ben effettuato, poi Piovaccari, ancora Piovaccari con il destro, la palla che rimane lì, salvataggio fortunoso. Prova ad andarsene, ce la fa, pallone dentro, la palla non viene messa in porta, poi Som calcia addosso a Barilla. Riparte la Regina, c'è un po' di campo per Colucci, pallone ancora lui, prova ad andarsene tutto da solo, poi il destro, la parata da parte di Lanni, scambio con Antonazzo, poi Gerardi, nuovamente Fischnaller il destro, la gran parata da parte di Lanni, pallone in verticale dove c'è Gerardi, il destro di Gerardi, addosso però a Lanni. Rizzato, metterla dentro, cross un po' troppo lento, il colpo di testa di Fischnaller, la palla rimane lì, il destro da parte di Michele, grande risposta di Lanni sulla traversa, pallone dentro, il colpo di testa fuori di un soffio di Michele, il destro e la palla in rete, David Di Michele al 41esimo, il gol che potrebbe dare la salvezza alla Regina. Il gol di David Di Michele finisce qui con 3 secondi di anticipo, arriva alla vittoria siglata David Di Michele della Regina al 41esimo, il suo gol su calcio di punizione, il 7° della stagione.